Allora, voglio, stavo per andare al lavoro, mi sto preparando, mi devo lavare i denti e via discorrendo, no? E è uscita la notizia in questi minuti che ha parlato nuovamente Giuffredi e quindi è giusto fare un altro video su Di Lorenzo, visto quello che sta succedendo, le telefonate, le presunte telefonate di ieri fra lui e la Juventus, cose che io secondo me l'ho già detto nel video che è uscito alle ore 15, secondo me sono solo stronzate, però, e mi sembra giusto portare pure le parole di Giuffredi. Allora, intanto, buongiorno, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, per prima volta iscriviti al canale, è gratis, mi raccomando in descrizione gruppo Telegram, notizie H24 su Napoli, anche quelle gratis. Neapolis, ma perché devi fare il video d'accesso? Stai parlando del Napoli? No, sto parlando di quella loda di Giuffredi e quando si parla di Giuffredi è giusto venire nel cesso perché non mi è merito, io lo sapete io come lo sapete tutti, no? Come la penso su Giuffredi, no? Lo sapete benissimo come la penso su Giuffredi e quindi mi sembra giusto venire nel cesso. Comunque, tralasciando questo, il ragazzo ha parlato, ha parlato del Napoli, ha parlato di Lorenzo, no? Giuffredi e dice nessun contatto con la Juventus. Quindi, caro Criscitiello, caro Sport Italia, chi vi pare, no? Avete sfrantumato la Waller ieri sera con questo clamoroso. C'è stato il contatto Tiago Motta di Lorenzo, è stata la chiamata nella notte. Io già ve l'ho detto nel video delle ore 15 cosa ne penso di questa stronzata della chiamata di Tiago Motta a Di Lorenzo, no? Nessun contatto con la Juve, con Conte incontro cordiale e poi dice spiragli per rimanere a Napoli. Tutto può succedere. Allora, no, poi mo ci andiamo a prendere tutta l'intervista, no, che ha rilasciato, no? Perché decide di fare chiarezza sull'incontro, no, con Antonio Conte che c'è stato martedì. Mo mi fa pure affogare la salute. E dice un momento di grande cordialità, di grande disponibilità. Ho spiegato al mister i motivi che hanno condotto alla nostra decisione di lasciare Napoli. Il mister ha ribadito con forza la sua volontà di trattenere Giovanni, così come noi quella di proseguire per la nostra strada. Dice, c'è uno spiraglio di permanenza? Gli fanno la domanda e lui dice, posso solo dire che il calcio è come la vita, può accadere di tutto. Siccome può accadere di tutto, caro Giuffredi, e io qui, e io già ve l'ho detto, secondo me questo vuole un rinnovo di contratto, vuole qualcosa, no? Perché si vuole prendersi, intanto mi preparo, il signor Giuffredi vuole prendersi qualche altro milioncino, no? Sulla nuova firma di contratto di Lorenzo, no? E quindi il signore sta provando in tutti i modi, secondo me, a tirare un po' l'acqua al suo mulino, ovvero no, firmi il contratto, intanto Calvin Klein, se mi vuoi fare da sponsor, no, volentieri, mandami una scorta di Calvin Klein One che è tanta roba. E quindi lui si vuole fare questo contratto nuovo, secondo me, no? Però non ha capito che dall'altro lato c'è un certo Aurelio De Laurentiis, no? C'è un certo Aurelio De Laurentiis che non è scemo, no? E De Laurentiis diceva, ma io ho 4 anni di contratto ancora, 3 anni, io ti mando via 20 milioni, ma tu stai buono che la capa, bello frate, quindi è normale, no? È normale che il ragazzo, che Giuffredi ci provi, no? E c'è questa cosa della Juventus di qua, di là, andrà alla Juventus, ma io già ve l'ho detto, già ve l'ho spiegato come andrà a finire con Giuffredi e il Napoli, no? Perché il signore vuole continuare a imporre questa sua dittatura, che poi non è dittatura, no? Lui ci sta provando, no? Lui ci sta provando. Lui ci sta provando ad avvicinarsi alla Juventus, ma non ha capito che De Laurentiis è più bastardo di lui, no? Questa cosa lui non l'ha ancora capita, che De Laurentiis è più bastardo di lui e Di Lorenzo non glielo lascerà alla Juventus perché non è scemo De Laurentiis, sa che non può andare a rinforzare un'altra squadra, ma poi continua, no? Perché io già ve l'ho detto, questi discorsi
che si sono fatti ieri sera su Sport Italia, sono convinto che tutto questo trambusto nasca solo perché è stata tirata in ballo una società chiamata come la Juventus. Posso dire con fermezza che non ho mai parlato con la società Juventus, quindi con Giuntoli. Ma boh, quando ieri si diceva no, ha parlato già con Giuntoli, ha parlato con Tiago Motta. È buonissimo il Mentre, il White Now però quando mit mocca è micidiale, però fa i denti bianchi veramente, li fa veramente bianchi, a parte lasciamo stare 800 euro di dentista l'anno scorso speso, lasciamo stare. Quindi quando io sento dire è stato contattato da Tiago Motta, è una stronzata, perché è stesso lui che lo sta dicendo. Noi non siamo stati contattati né da Giuntoli né dalla Juventus, quindi le notizie che stanno uscendo ora, è stato contattato dalla Juventus, sono stronzate, quindi stiamo ribadendo quello che io ho sempre ribadito, che i giornalisti ogni tanto di stronzate ne dicono, no? Pur di vendere i giornali. Però il signore qui, un attimo solo, il signore qui continua a ribadire che non è stato contattato dalla Juventus, però si crea tutto questo casino perché si parla solo e solo di Juventus. Se era l'Inter, se era un'altra squadra, non succedeva questo trambusto. Caro Giuffredi, tu hai rotto i coglioni dalla fine del campionato. E Di Lorenzo lo porto via, e Di Lorenzo di qua, e Di Lorenzo di là, c'è tutto cazzo. Cioè, qualsiasi squadra sia, essa sia, che sia l'Atletico Madrid, perché c'era pure l'Atletico di Madrid, e state a vedere questa cosa con Hermoso, sta pure come va a finire, che il Napoli prende Hermoso e lascia Di Lorenzo all'Atletico Madrid, state a vedere come va a finire. E se fosse stata un'altra squadra non si sarebbe creato tutto questo trambusto, no? E invece tu l'hai creato il trambusto, tu e il tuo assistito. Questo trambusto è stato creato da voi, soprattutto da voi, perché avete fatto un macello esagerato, su questa cosa di qua, di là. Quindi, caro Giuffredi, quando dici queste stronzate, ti meriti di fare un video nel cesso, perché questo ti meriti, perché stai dicendo un sacco di stronzate, va bene, come tutti i giornalisti naturalmente, Finisce Giuffredi dicendo non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus. Quando io vi ho detto che Tiago Motta era impossibile avesse chiamato Di Lorenzo, è per questo motivo qui, perché sono solo stronzate, nessuno ha mai chiamato nessuno. Continuo a ribadire, devono venderli i giornali, Sport Italia, Criscitiello non ha più appeal, a qualcosa si deve aggrappare, e una volta Conte al Napoli, e una volta dice che Manna è un coglione, che non è un direttore sportivo da Napoli perché sta facendo tutto Conte. Conte è un manager, ma boh, Conte lavora in questo modo, è un manager, forse voi non avete ancora capito, non è un aziendalista, è un manager, sa dove muoversi, sa cosa deve chiedere a Manna, vabbè. Poi conclude, no? Perché andiamo verso la chiusura del video, se no esce un video di 20 minuti. Tra l'altro non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus, perché poi vuole mettere un po' benzina sul fuoco, no? Perché naturalmente dice, ho detto che non mi ha contattata la Juventus, e sì che vuole mettere benzina sul fuoco. Quindi, caro Giuffredi, io faccio sempre la verità sta nel mezzo, dove noi non vediamo, la verità sta lì. Vabbè, la verità è sempre nel mezzo, non è mai quella che dicono loro, né quella che dicono i giornalisti, la verità la sanno solo loro, ma non ce la diranno mai. Manna si fa sapere che ieri abbia chiesto scusa a Di Lorenzo, le scuse sono state accettate, c'è possibile il rientro di Lorenzo, non voglia più andare via. Vai Giuritto, sapete tutta questa storia quando si concluderà? Quando Di Lorenzo abbandonerà l'Europeo, se ne va via dall'Europeo, sperando di arrivare fino in fondo all'Europeo, cosa che la vedo veramente difficile. Secondo me faremo già fatica con l'Albania, mi auguro di non perdere con l'Albania, ma nemmeno di pareggiare, di portare a casa una vittoria che sarebbe importante per il terzo posto, perché ci sono squadre molto forti nel nostro girone. Comunque questo è il mio pensiero. Giuffredi, ora facciamo un'ultima cosa per Giuffredi, senta a me.
Hai sentito il cesso che scarica? Basta di dire stronzate. Basta. Abbiamo capito. Di Lorenzo non andrà via da Napoli. Vabbè, lo abbiamo capito. Non andrà via da Napoli per il semplice fatto che Conte si ribadisce che il giocatore non si muove da lì e non si muove. Puoi stare fino a 3 anni, un team in tribuna Di Lorenzo. Forse non hai capito questo, caro Giuffredi. Il coltello dalla parte del manico ce l'ha De Laurentiis, non ce l'hai più te. Ma boh, vuoi andare via? Porta 30 milioni a Napoli. Vediamo chi gli offre questi 30 milioni per Di Lorenzo. Ce li hai? Non ci sono. Il ragazzo rimane a Napoli. Detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, voglio.